Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Bene, buonasera a tutti, bentornati per la 13ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. E con me nella nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Mentre Omar l'abbiamo lasciato a terra perché doveva fare qualcosa, delle manutenzioni agli altri palloni aerostatici che abbiamo in riserva. Ti è piaciuta questa? E quindi ci ascolterà, mentre lavora. Esatto, mentre sarà lavora. Presente la prossima volta. La sigla è andata per le lunghe, andiamo subito con un brano corto tratto da Napolitanata, che avremo poi in ospite Caterina. Io non sento niente. Caterina, ok, we repeat 4 times. Caterina, 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 Caterina. Let's try. Proviamo, maestri. Sta canzone bene a te, sta canzone bene a te. Caterina, 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 Caterina. Più forte, stronger. Più forte. Ok. Riproviamo. Let's try again. Sta canzone bene a te, sta canzone bene a te. Caterina, 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 Caterina. Perché sta bene. Oh, no, lei. Questo cuore basta e forza, sempre faccia fuggidella, meno mante c'è martella, vanno ancora a cadenare, ma per questo cuore in crosta, per lasciare non si senta, la martina e fuoco attenta non c'è più una fatica. Caterina, 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 Caterina. Voglio ballare, voglio ballare. Bella Caterina, bella Caterina. Sta canzone bene a te, Caterina, Caterina, Caterina. Siamo in diretta. Siamo in diretta col nostro primo ospite, Andrea Zanoni da Paese, suppongo, credo. Sì. Con la nostra mongolfiera. Paese in provincia di Treviso. Esatto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Consigliere regionale. In Consiglio regionale del Veneto e sono anche presidente della Commissione Legalità. E faccio parte della Commissione Ambiente, dove si parla anche di infrastrutture e si parla di tutela dell'ambiente, inquinamento dell'aria, rifiuti e anche leggi
per la tutela del suolo, quindi consumo del suolo. Esatto, perché abbiamo chiamato Andrea? Perché ultimamente credo che forse il Veneto ha la maglia nera per quanto riguarda il consumo del suolo. Sì, l'ultimo report di ISPRA, dobbiamo sapere che c'è un'agenzia governativa che si chiama ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, che monitora ogni anno quanto consumo del suolo viene fatto a livello nazionale e lo fa anche a livello, diciamo, di singolo comune. Quindi abbiamo i dati, pensate, di tutti i comuni italiani. E lì praticamente questa ricerca di ISPRA ci dice che il Veneto, assieme alla Lombardia, è una delle regioni, delle due regioni che più consumano suolo. Se andiamo a vedere in Europa, siamo in vetta della classifica. Assieme all'area del Belgio e dell'Olanda, siamo quelli che distruggono più suolo agricolo, cioè che sottraggono suolo coltivabile, importantissimo appunto anche per la produzione di derrate alimentari, prodotti agricoli, per cementificarlo o asfaltarlo. La velocità di copertura artificiale che abbiamo adesso a livello italiano, pensate, è 2,4 metri quadri al secondo. È stata l'ultima registrata del 2022. Pensate che se consideriamo gli ultimi 10 anni circa, abbiamo consumato suolo, pensate, che ha tolto la fornitura di 4.150.000 quintali di prodotti agricoli, che ha impedito l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana e che ha praticamente impedito lo stoccaggio di oltre 3 milioni di tonnellate di carbonio che invece abbiamo liberato in atmosfera. Questi sono i dati di ISPRA del rapporto del 2023, quindi dati molto preoccupanti. Ma molto come mai preoccupanti. non abbiamo una bella legge sul consumo di suolo in Regione La Veneto? regione del Veneto ha il primato di essere stata la prima regione italiana di dotarsi di una legge contro il consumo del suolo, la legge numero 14 del 2017, una legge che prevede i primi 3 articoli dei principi fondamentali che considerano appunto il suolo come risorsa non rinnovabile, che deve essere tutelata per le future generazioni, preziosa per la vita dell'uomo nella terra e che quindi deve essere protetta. Il problema è che è una legge bellissima nei primi 3 articoli, ma poi andando a leggere che cosa prevede, scopriamo in particolare all'articolo 12 e all'articolo 13 che ci sono una sfilza interminabile di deroghe. Cosa dicono queste deroghe? Dicono in sostanza che non è consumo del suolo quello prodotto dalle infrastrutture, quello prodotto dal piano casa, quello causato dalle discariche, dalle cave di ghiaia e cave di minerali, i piani d'area, tutte quelle pratiche che si fanno tramite lo sportello unico delle attività produttive, il cosiddetto SUAP. In pratica, alla fin fine, viene considerato consumo del suolo solo quello delle case residenziali. Ad esempio, i 900 ettari consumati dalla Substrate Pedemontana Veneta, portati via per sempre di territorio agricolo che produceva prodotti agricoli a chilometro zero, perché erano qui nella nostra zona, sono stati ben 900 questi ettari. Quindi pensate un po', una legge che di fatto da quando c'è, dal 2017, paradossalmente vede il Veneto essere una delle regioni che più consumano suolo, quindi una bruttissima situazione. Poi dovete pensare che è stato calcolato sempre da ISPRA che praticamente c'è un costo annuale medio per la perdita dei servizi ecosistemici che si aggira attorno ai 100.000 euro per ettaro, ovvero 10 euro per ogni metro quadrato perduto. Quindi
Questi costi sono poi a carico della collettività, perché bisogna fare tutti quei sistemi di raccolta delle acque piovane, i depuratori, perché le acque piovane dei piazzali hanno bisogno anche di essere depurate, ci sono i desolatori, tutti i costi a carico della collettività alla fin fine, perché dovete pensare che queste acque poi vanno a finire nei depuratori e creano anche effetti di trazimazione dei fiumi, perché poi naturalmente una volta depurate vanno nei fiumi e quindi invece di essere assorbite dai terreni, queste poi vanno in questo ciclo. Dovete sapere che il territorio del Veneto è consumato per l'81,88%, che negli ultimi 2 anni, cioè l'ultimo incremento di altri 739 ettari. Quindi veramente siamo in una situazione veramente molto... Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che il territorio del Veneto è consumato per l'81%? Vuol dire che l'81% della superficie è coperta da, in qualche modo... 11,88%. Okay. Non 81, 11,88%. Vuol dire che l'11,88% del totale è stato o asfaltato o cementificato. Andando a vedere per abitante, considerate che noi siamo circa 4.800.000, vuol dire che abbiamo una media di 449 metri quadri di territorio consumato per ciascuno di noi. Il consumo di suolo che c'è stato dal 2021 al 2022 in Veneto è stato pari a 739 ettari, 739.000 metri quadri, quindi sono dei dati veramente importantissimi. La province più consumate, dove c'è stato una percentuale consumo di suolo, è quella di Rovigo, e poi abbiamo invece in termini di percentuale quella che ha la percentuale maggiore è quella di Padova. Il Veneto, vi dicevo prima, è consumata per l'11,88% del totale, la provincia di Padova è pari al 18,69%, seguita da quella di Treviso al 16,75%. Quello che è meno consumato, paradossalmente, rispetto al dato che dicevo prima, è Rovigo con l'8,4%. E ultimo, il meno consumato in assoluto, ma questo era prevedibile, Belluno. ma una provincia particolare, è quella di Belluno col 2,83%. Quindi diciamo che Treviso, Padova, ma anche la provincia di Venezia, queste sono le 3 dove si è consumato il suolo. Diciamo che sono le grosse province prevalentemente di pianura, perché Vicenza siamo al 12% perché è una buona parte del territorio montano, avete capito? Ma Padova è una roba veramente preoccupante, Padova con Treviso e Venezia. E qui la responsabilità, insomma, diciamo che quelli che potrebbero cercare di limitare un po' sono sia i comuni sia la regione, a seconda... No, allora, no, diciamo che è la regione, nel senso che è la regione che detta le regole, è la regione che dovrebbe dire fermo il consumo del suolo con una legge vera, non con quella leggina, la 12 del 2017, che ha detto tante belle cose nei primi articoli, ma poi tradotto in soldoni ha steso una lunga serie di deroghe che non ha fermato né betoniere né ruspe né niente, insomma, cioè, sono andate avanti. E i comuni non possono fare niente in questo campo? Chi, scusa? I comuni. I comuni hanno dei margini veramente ristretti perché non si possono mettere contro le norme della regione. Fanno fatica a fare norme più restrittive perché chi ha interesse poi a cementificare e costruire può impugnare
altare le delibere dei comuni e vincere. Quindi dovrebbe una regione che tra l'altro vuole ed è candidata ad avere l'autonomia addirittura in 23 materie, dovrebbe essere una regione che fa una buona legge che preveda la limitazione del consumo del suolo. Guardate, l'articolo 1 dice di questa legge che abbiamo che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune fondamentale, di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione, ma anche a una funzione di salvaguardia del territorio. Ecco, questo è quello che dice l'articolo 1. Dopodiché, invece, se andiamo a vedere gli articoli successivi, come vi dicevo, dà via libera a ruspe, betoniere e avanti tutto. E lo dimostrano i dati dell'ISPRA. E l'ultima novità sono questa costruzione di alberghi, non dico alberghi diffusi, ma Andrea, la novità della regione che prossimamente andrete a votare. Queste camere panoramiche. Sì, la novità riguarda un progetto di legge, è un progetto di legge sulle cosiddette stanze panoramiche. E cosa prevede questo progetto di legge? Prevede che il progetto di legge numero 164 è stato approvato l'8 novembre del 2023 in commissione e dovrebbe andare in votazione a breve in Consiglio regionale. Prevede che possono essere realizzate le cosiddette stanze panoramiche, sono alberghi panoramici, in deroga a tutti i divieti previsti dalla legge, a una altitudine superiore ai 1600 metri. Ciò vuol dire andare a consentire delle deroghe di costruzione su aree che da sempre sono tutelate e che prevedevano solo una deroga, ovvero la possibilità di costruire in caso di rifugi, bivacchi e maglie. Questa era l'unica deroga possibile. Adesso vogliono prevedere queste deroghe per queste stanze panoramiche. Sono degli alberghi per VIP, perché si parla anche di 800-1500 euro a notte, come già accade in altre realtà, e che consente di andare a edificare là dove nessuno mai aveva osato, perché questo vuol dire, oltre che consumo del suolo, vuol dire portare delle infrastrutture a quelle quote, avere il problema dei reflui, avere l'approvvigionamento dell'acqua, avere la produzione di energia che, se non viene fatta col fotovoltaico, perché magari ci sono giornate che non senza sole, prevederà magari l'utilizzo di gruppi elettrogeni, l'emissione di rumore, quindi inquinamento acustico, inquinamento luminoso, e poi naturalmente anche una viabilità utile a raggiungere questi posti, se non addirittura delle piazze dove dovranno fare degli eliporti per consentire a queste persone di raggiungere questi cosiddetti alberghi panoramici. Da un conteggio fatto in commissione si è visto che i comuni del Veneto, in questo caso, perché è una legge della Regione Veneto, sono 86. La legge parla di 2 strutture per massimo per ogni comune, quindi siamo a 172 strutture del genere. Voi pensate, le persone che fanno ore di strada con lo zainetto in spalla, immerse nella natura, e dopo arrivano in alta quota dove si ritrovano questi VIP al sole, magari con musica a tutto volume. Insomma, quando uno in montagna cerca relax, cerca silenzio, cerca queste immagini che rasserenano la natura, il vento, il distesi di verde, le rocce, il cielo azzurro, il sole, e dopo magari il tum 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 della musica techno,
queste belle scatole vetrate, questi VIP, magari anche l'elicottero che arriva, se non il fuoristrada, e magari anche il rumore di un bel gruppo elettrogeno, perché là sopra non arrivano i servizi, non arriva appunto, arrivano le reti e linee elettriche. Questo è un progetto che è arrivato in Consiglio regionale direttamente dalla Giunta regionale del Veneto, quindi è volontà del nostro presidente Luca Zaia, che evidentemente doveva accontentare qualcuno che adesso con le Olimpiadi arriva, i Giochi Olimpici e le Olimpiadi, arriva qua in Veneto e vuole anche avere queste emozioni da vivere nelle nostre montagne. E quindi queste costruzioni saranno nella provincia di Belluno, suppongo. Quindi, allora, la provincia di Belluno dal 2% potrà crescere. Sì, certo, no, però non sono solo della provincia di Belluno, perché le aree che si trovano ad altitudine superiore ai 1600 metri non sono solo in provincia di Belluno. Tant'è vero che abbiamo 56 comuni in provincia di Belluno che rispettano queste caratteristiche, 18 in provincia di Vicenza, 9 in provincia di Verona e 3 in provincia di Treviso. Quindi tutta l'area, diciamo, montana, pedemontana del Veneto. Una bella sfilza di comuni, vi dicevo prima, sono 86 che potranno vedere realizzate questi obbrobri di alta montagna, di cui nessuno sentiva l'esigenza se non qualcuno solo a scopo qualche VIP a scopo di lucro, cioè chi le realizza per poi affittarle. E naturalmente i cittadini, chi ama la montagna, ho fatto proprio sabato una diretta di mezz'oretta sulla mia pagina Facebook, chi vuole la può trovare, su Andrea Zanoni, dove assieme a un responsabile del CAI, Club Alpino Italiano, esaminiamo questa legge, ma anche un'altra, perché non ci facciamo mancare niente, che riguarda sempre l'alta montagna, ovvero tolgono il divieto di percorrenza di sentieri di alta montagna ai mezzi a motore, ma solo di una categoria di questi mezzi a motore aprono le porte, che è comunque consistente. Si parla di 28.500 veicoli in più rispetto a quei pochi che hanno la deroga, tipo i Malgari e i gestori dei rifugi. Chi sono questi 28.500 soggetti che vengono autorizzati? Sono i cacciatori. Ecco, quindi abbiamo anche questo doppio attacco. Ne parlo in questa diretta Facebook, se qualcuno vuole ulteriori informazioni mi può scrivere, perché adesso lancio anche una petizione, perché vogliamo riuscire a fermare prima che vengano approvate queste due leggi in Consiglio regionale, perché in una situazione in cui abbiamo bisogno, si parla di Restoration Law, la legge europea per ripristinare gli ambienti naturali, si parla di stop al consumo del suolo, si parla di sostenibilità, e noi in Veneto facciamo queste cose qua. Si parla di transizione, no, ecologica, e noi transitiamo invece direttamente. Sì, siamo persi il secondo pezzo, va bene. Tutti gli studi ci dicono di fare un passo indietro, ma qua il passo indietro nessuno lo vuole fare. Esatto, diciamo che quando ci sono questi interessi economici, il primo a rimetterci è l'ambiente, e purtroppo i cittadini spesso stanno a guardare e non reagiscono. Dopo, magari quando si tratta di scegliere persone utili ad amministrare regioni, Stato, Europa, eccetera, magari non vanno neanche a votare, e quindi i più furbi avanzano. Ecco che attenzione, sì. Impegnatevi, non disertate le urne. Ecco, tranne poi quando arriva l'alluvione, quando arriva la frana, quando arriva l'ennesimo disastro, e ne abbiamo visti tantissimi negli ultimi anni, rendersi conto che forse qualcosa stiamo sbagliando, e quindi giustamente ci invita Andrea Zanoni a essere partecipi, e anche quando andiamo a votare chiederci se gli obiettivi di chi vogliamo eleggere sono quelli che effettivamente sono utili al futuro nostro e dei nostri figli. Chiaro. Va bene. Andrea, grazie.
sentiremo ancora prossimamente per altre novità, perché Andrea è ambientalista da sempre, e quindi i temi che tratta diciamo che sono anche i nostri temi della radio e del nostro programmino, perché noi viaggiamo con la nostra mongolfiera senza consumo del CO2. La petizione, possiamo mettere già il link, regista? Qui, No, credo di aver capito, Andrea, che la petizione è ancora in corso d'opera. No, se vuoi, visto che ci siamo. Ah, ok, mandami il coso, che poi metto il link sotto al coso. Anche sui commenti. Via WhatsApp, va bene. Sì, d'accordo, va benissimo. Bene. Va bene. Vi Grazie ringrazio, Andrea, buon lavoro. Ci risentiamo, vi auguro buona trasmissione e buon lavoro. Altrettanto buono a te. E un benvenuto anche al relatore che mi segue, che parlerà di un tema, quello della Vespa velutina, di cui abbiamo parlato anche in Consiglio regionale più volte. Bene. Benissimo, grazie. Alla prossima. Ciao a tutti. Quando suona sempre la napolitanata qui con noi a Radio Nostra. Passiamo adesso con la nostra mongolfiera, andiamo a Milano da Giuseppe
Giuseppe Manno di apicolturaurbana.it. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, agli ascoltatori, e grazie per l'invito. E bentornato a bordo. Grazie. Allora, noi abbiamo chiamato Giuseppe, che è appunto l'anno scorso ci aveva parlato un po' delle attività, insomma, che fanno a sostegno delle api e anche Sì. degli apicoltori, Certo. no, dell'aiuto che danno. E queste api sono insidiate, hanno un sacco di pericoli e di minacce, no? Già. Fra le tante c'è un animaletto nuovo che è arrivato abbastanza di recente da noi. Proprio così. È un nome molto carino, si chiama Vespa velutina. Sì, il nome sarà carino, ma non è per niente simpatico, mi verrebbe da dire. Allora, è un insetto alieno, nel senso che non è che arriva da Marte, ma è un insetto che non fa parte del nostro territorio. Si chiama pare attraverso un'importazione di merci di origine cinesi. Alcuni dicono dei vasi, dove all'interno appunto c'era un nido di questa vespa. Poi cosa è successo? Che appunto è arrivata in Francia e da lì pian pianino ha cominciato a colonizzare, ahimè, tutto il territorio. E quindi diciamo che negli ultimi anni è comparsa anche in Italia. I primi avvistamenti si risalgono a circa il 2012 in Liguria, attraverso appunto il confine francese. È un insetto che provoca parecchi danni, non solo per un tema di, diciamo, perché si ciba ovviamente delle api operaie che usa come nutrimento per le proprie larve, ma più che altro è, come dire, va a bloccare l'attività normale di vita degli alveari. Cosa significa? Lei praticamente per cacciare si mette davanti all'alveare, le api intimorite non riescono a uscire dall'alveare per andare a cercare i fiori, e quindi praticamente la colonia è destinata a soccombere perché non riesce a trovare nutrimento. Quindi è come se fosse un assedio davanti alla porta, all'ingresso dell'alveare, e quindi le povere api sono assolutamente bloccate da questo punto di vista. Che cos'è il vero dramma? È che mentre le api appunto api operaie diciamo di specie dove vive questa vespa in Cina, in Giappone e in India, hanno sviluppato in milioni di anni dei sistemi di difesa contro questo antagonista, le nostre api italiane e europee non hanno diciamo la capacità di difendersi, perché comunque di calabroni nel nostro territorio ne esistono. C'è la famosa vespa cabro, che anche lei si nutre delle nostre api, però diciamo che è più come dire, è più stupida, passatemi il termine, nel senso che comunque le api riescono a combatterla, riescono a raggiungerla, riescono a farla cadere in una trappola, quindi tutte si avvinghiano a questo calabrone e riescono a farlo soccombere. La vespa invece velutina è molto più astuta, non si fa prendere e quindi terrorizza letteralmente questi alveari. E in una condizione dove oggi, come parlavamo durante il nostro scorso incontro, il cambiamento climatico sta veramente mettendo a dura prova le produzioni di miele in Italia e appunto la sopravvivenza di questi insetti, insomma questo è un altro gravissimo problema, perché si sta diffondendo molto rapidamente. C'è chi dice che si muova di oltre 100 km all'anno, quindi di nido in nido, insomma questo problema potrebbe raggiungere pian pianino tutta l'Italia nel giro di pochi anni, e questo è un gravissimo problema, anche perché appunto si possono installare delle trappole, però ad oggi l'unico rimedio che conosciamo è distruggere
diciamo, i siti dove nidifica questa vespa. Quindi insomma la faccenda è abbastanza pericolosa e rischiosa da questo punto di vista. Ascolta, ma è molto grande questa vespa o agisce in gruppo? Come fa? Perché sono Allora, così spaventose per le api, poverine? non è grandissima, anche perché tra l'altro è grande come circa il nostro calabrone, la nostra vespa cabro. Agisce in gruppo, quindi anche 3, 4, 5 vespe contemporaneamente che ronzano davanti appunto all'ingresso dell'alveare e le api sono intimorite perché appunto è un nemico che non conoscono e non sanno combattere. Quindi diciamo che poi un altro aspetto qual è? Che quando queste vespe da un punto di vista proprio di proliferazione hanno parecchi nidi, c'è il rischio che poi possano completamente far soccombere una colonia, perché quando sono tante le larve che devono nutrire nel loro nido, tante più sono le api operaie che devono cacciare per nutrirle. Quindi non è la prima volta che comunque ci sono dati allarmanti in Francia di metà degli alveari distrutti in alcune zone da questo insetto. E non hanno antagonisti loro, E essendo una specie aliena. importata. Esatto, purtroppo no, non hanno antagonisti e ahimè, come tanti altri insetti che ci stiamo un po' ritrovando nel nostro territorio, basti pensare alla cimice verde asiatica piuttosto che altre specie come la Popillia japonica nel nord Italia, non essendoci antagonisti ovviamente si diffondono senza assolutamente nessun controllo. E quindi è un bel problema, insomma, per le nostre apine pacifiste che si trovano Sì, questo. sì, è un bel problema. Allora, io innanzitutto approfitterei di questa occasione per, come dire, raccomandare a chiunque la possa identificare, perché poi comunque c'è un sito che consiglio a tutti di visitare che è stato proprio realizzato anche con dei fondi del Ministero dell'Agricoltura e del CREA, che si chiama stopvelutina.it. Ecco, quindi andate a visitare questo sito, ci sono un sacco di informazioni e di foto che appunto permettono di riconoscere questo nemico. Il consiglio è appunto di, almeno quello che stanno facendo gli apicoltori e le istituzioni oggi, è fare un attento monitoraggio. Quindi il monitoraggio è fondamentale, tutti devono partecipare, non soltanto gli addetti ai lavori, perché è stato ritrovato addirittura un nido nella zona di Bologna, quindi pensate quanta strada hanno fatto e quanto possa essere rischiosa questa invasione. Si distingue dai vari calabroni e vespe che abbiamo nel nostro territorio perché diciamo di giallo ha soltanto l'ultima parte dell'addome, quindi l'ultima parte posteriore a una banda gialla. E un'altra caratteristica che vi permette di riconoscerla in modo evidente è la parte terminale delle zampe, che sono gialle, cosa che invece altri insetti non hanno. Quindi queste sono le caratteristiche principali che ci permettono di riconoscerla. Che cosa fare quando si riconosce? Beh, innanzitutto di come dire, riconoscerla nel periodo in cui diciamo, è in fase di svernamento, quindi è diciamo, accompagnata dalla regina e pochi altri elementi, diciamo che è facilmente catturabile perché sono veramente in poche, diciamo tra dicembre e gennaio. Quelli che si chiamano i nidi primari, quindi delle piccole colonie e spesso fanno anche il nido anche nei terrazzi e in spazi diciamo umani. Mentre tra giugno e luglio costruiscono quelli che si chiamano i nidi secondari, che sono invece quelli più evidenti, quindi come se fosse un pallone da calcio
della stessa dimensione, però costruito per esempio sopra un albero ad altezza superiore anche ai 5 metri. È lì che la colonia arriva anche a 10-12 mila individui, e quindi diciamo che i nidi secondari sono sicuramente più facili da identificare. Ovviamente c'è il problema che spesso li fanno in mezzo alle foglie, quindi diciamo, non è facile riconoscerli a colpo d'occhio, però insomma facciamo attenzione perché a non confonderle tra l'altro con gli sciami di api che spesso fanno la stessa cosa, però insomma le caratteristiche sono molto evidenti perché è tutta nera con questa parte finale dell'addome giallo e le zampe gialle. E lo segnaliamo nel caso. Sì, insomma. esatto, su questo sito appunto io vi invito appunto a tenerlo sempre a memoria. Sì, lo sto mettendo in onda adesso, stopvespavelutina.it. Esatto. Si vede la prima pagina e scorrendo via via c'è. Perfetto. E appunto si può fare questa segnalazione, c'è appunto una parte del sito dove si può segnalare il problema e quindi diciamo si può far intervenire un apicoltore locale o addirittura, se necessario, appunto anche i vigili del fuoco che possono distruggere questo tipo di nido. È importante che ognuno faccia la sua parte perché ahimè insomma, come vi dicevo, il problema è grosso e insomma non c'è altra soluzione ad oggi, quindi se vogliamo veramente tutelare il nostro patrimonio apistico italiano già sotto stress, dobbiamo assolutamente darci da fare. Va bene, grazie. E abbiamo scoperto un sacco di cose che non lo sapevamo, no. Compreso che sono carnivori, quindi questi Sì. insetti sono carnivori. Sì. Pensa in confronto alle apine che vanno lì a mangiarsi il nettare, poverine, no? Sì, tra l'altro non si cibano soltanto di api da miele, ma anche di bombi, api selvatiche, di altri insetti. Qual è il tema? È che ovviamente quando hanno a disposizione un alveare è come avere una dispensa piena di il solito banchetto apparecchiato. Esatto. E quindi anziché andare in giro a cercare insetti per l'ambiente, davanti all'alveare sono sicure di trovare da mangiare, purtroppo. Certo. Va bene, grazie mille. Grazie Giuseppe. Grazie quando abbiamo qualche problema o dubbi sulle api ti chiamiamo. Molto volentieri, grazie. Va bene, grazie mille. Arrivederci, state bene, buona serata. Ma non mi lasciare, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi campare.
Bene, dalla napolitanata abbiamo sentito un medley tutto napoletano, ovviamente. Risaliamo con la nostra mongolfiera a Padova, dalle nostre parti, e abbiamo il nostro terzo ospite che finalmente ce l'abbiamo fatta. Ciao Luciano! Aspetta un attimo, aspetta, ecco, adesso hai il microfono aperto, adesso puoi parlare. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, ciao a tutti Bentornato gli ascoltatori. Grazie. a Luciano Barbato, esperto di computer, di informatica e di tutte quelle cose lì strane, misteriose. Vero. E stasera appunto l'abbiamo chiamato per parlare di intelligenza artificiale, perché in questi ultimi mesi, insomma, molti di noi hanno scoperto questa parola negli ultimi mesi e abbiamo scoperto che ormai le macchine sanno fare un sacco di cose e quindi siamo molto contenti perché dovremo lavorare meno, così? Bellissimo il punto interrogativo finale. Quando si lavorerà, poi tra parentesi, ma adesso vediamo di non essere subito ministro del terrore. Allora, intelligenza artificiale, intanto sì, negli ultimi paio d'anni ha avuto veramente un'espansione veramente molto grande. Diciamo che si parla di intelligenza artificiale con i termini appunto tra virgolette già dagli anni 50. Per esempio Alan Turing, famoso matematico inglese, è quello che è riuscito a decriptare il codice, la macchina Enigma per decriptare i messaggi cifrati dell'esercito tedesco da parte dei militari tedeschi. È cosiddetto il chiamato il padre del computer, dell'informatica, perché tramite i suoi studi e le sue macchine, diciamo, che lui ha creato, è riuscito a comporre un primo abbozzo di intelligenza artificiale appunto per sbloccare appunto questa macchina Enigma, facendo come test su prove e facendo addestramento di questa sua macchina è riuscito appunto a offrire una soluzione appunto che ha contribuito a risolvere questo grosso problema degli inglesi e degli alleati. Fondamentalmente l'intelligenza artificiale racchiude le tecniche pratiche e teoriche tramite algoritmi che sono fondamentalmente delle formule matematiche. Questi algoritmi e questa intelligenza artificiale può agire autonomamente per risolvere problemi, offrire soluzioni, a questi problemi e compiere azioni come fosse un cervello umano. Quindi riuscendo a creare forme di ragionamento, forme di apprendimento e pensando razionale, lasciando a parte la componente emotiva tipica degli umani, può riuscire a risolvere problemi e migliorare, diciamo, anche molti ambienti, anche lavorativi, sociali e quant'altro. Diciamo che una parte fondamentale della buona riuscita dell'intelligenza artificiale è il processo cosiddetto di addestramento, quindi tramite database molto ampi le macchine vengono addestrate appunto per riconoscere certe funzioni, per esempio ambienti virtuali, ambienti grafici, riconoscimento anche del linguaggio proprio, e fondamentalmente questi dati li abbiamo forniti noi utilizzando i nostri social network e mettendo a disposizione appunto delle principali multinazionali buona parte dei nostri dati, delle nostre foto, dei nostri filmati, dei nostri gusti e dei nostri come si può dire,
Sì, delle nostre preferenze in qualsiasi ambito, dal cibo al viaggi, musica, film e quant'altro. Diciamo che l'intelligenza artificiale sicuramente può dare un grande aiuto. Per esempio, nell'ambito di ricerca e selezione del personale, quindi può, come dicevo prima, eliminando il fattore emotivo e anche di preferenze personali per un candidato, trovare appunto, classificare le migliori candidature e elaborare un sacco di dati. Esatto, più oggettivo, meno. Esatto, sicuramente può essere utile in ambito sanitario, quindi avere tutta la storia, l'anamnesi di un paziente e confrontando i vari casistiche con altri casi di tutto il mondo, magari avere una diagnosi migliore e più rapida. Sicuramente lo vediamo nei nostri acquisti online, l'intelligenza artificiale ci crea le famose esperienze di acquisto sempre più personalizzate, sempre più aderenti ai nostri gusti, di cui parlavo prima, naturalmente sempre sulla base dei nostri acquisti precedenti, su cosa andiamo a vedere, a curiosare sui vari siti di acquisti online. Parlavo l'altro giorno anche con un direttore non galattico di una banca che diceva sì, stanno utilizzando anche molte banche l'intelligenza artificiale per verifiche del software gestionale appunto delle banche, per evitare o ridurre perlomeno gli errori, per avere risultati e consultazioni loro sempre più veloci e sempre più aderenti, insomma, alle loro richieste. E mi diceva, caspita, anche dobbiamo ridurre un po' i costi. Mi fa, benissimo, caspita. E quindi andiamo forse alla nota dolente, perché appunto leggevo che un 38% delle aziende americane prevede di ridurre il personale tra il 2024 e il 2025. Dicono principalmente che il motivo è dovuto alla contrazione e recessione del paese, l'America soprattutto sto parlando, ma anche, caspita, dovuto all'acquisizione e all'utilizzo massiccio di intelligenza artificiale. E non sono solo le ditte di informatica o i grandi colossi digitali, ma anche Nike, Hasbro per esempio, il costruttore di giocattoli, Spotify, e quello, insomma, Amazon poi non se ne parla, caspita, perché addirittura Google naturalmente, ovvio. Leggevo che Amazon ha usato l'intelligenza artificiale per bloccare quei libri scritti con l'intelligenza artificiale. Sì, potrebbe anche essere, caspita. Addirittura l'anno scorso, l'anno scorso, a una convention a Las Vegas, Amazon ha lanciato un chatbot, quei famosi robottini che rispondono a domande, rispondono automaticamente come se fosse un umano. Dice ok, signori utenti di Amazon, 20 euro all'anno e potete porre domande tipo, non so, come faccio a costruire un sito, come faccio a crearmi, che so, un listato di un programma, lo fa 20 e molte altre cose, naturalmente, molto di più. Il simpatico è stato il tutto è basato sulla comprensione dei vostri sistemi, quindi dei vostri computer, dei vostri archivi di dati e delle tue operazioni fatte all'interno di Amazon Web Services. Quindi l'utente ha prima fornito i dati, come dicevo prima, ad Amazon,
e poi grazie ai suoi dati e di molte altre persone, insomma, potrà con 20 euro all'anno chiedere informazioni delle scorciatoie, ecco, diciamo, per fare meglio, dicono, certi lavori. Ma quindi in Sempre realtà paga 20 euro, ma paga anche con tutti i suoi dati. No, i suoi dati No, vengono adesso- utilizzati per messi a creare disposizione di tutti per creare appunto questo chat. Appunto, cioè, quello che tutto serve risponditore al, che ne so, suppongo, fammi un database del gruppo scout di Venezia, Milano, Padova, no? certo. Suppongo che sia così, no? E ti crea, Sì, e ti magari crea, trovami tutti quelli che hanno, che so, tra i 15 e i 18 esatto, anni, che sono alti fra 1,70 m e 1,50 m, butto dati così a sì, casaccio, sì, 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 naturalmente. sì, sì. Solo che anziché darli in pasto a un computer che lo fa, un programmino, ecco, ok, perfetto, c'è questo chatbot che lo fa in un nanosecondo probabilmente. Certo, esatto. Sempre Amazon, poi sentivo sto simpaticone, caspita, che entro il 2025 puntano a sostituire un paio di migliaia di 200.000 dipendenti, perché vogliono, sono stati i primi per esempio a immettere nel mercato i supermercati senza cassa. Facevi la tua spesa, avevi il codice RFID, andavi alla cassa, carta di credito, ciao, saluti. Quindi quello era stato un primo. Sì. C'è anche la Coop, accenno, diciamo. la Coop a Pordenone che ha queste Sì, casse poi naturalmente chiaro, intelligenti, diciamo, le chiamano le casse intelligenti. Sì, molto caspita, specialmente quando possono lasciare a casa le persone Esatto. o pagare meno quelli che restano, insomma. Esatto. No, naturalmente l'intelligenza artificiale così strutturata, per esempio l'ultimo numero, Sole 24 ore di qualche settimana fa, SAP è una società tedesca di software che fa appunto programmi, l'anno prossimo taglierà 8.000 dipendenti, appunto per l'utilizzo grazie all'intelligenza artificiale. E come conseguenza del riassetto prevedono un utile operativo sarà a 10 miliardi di euro, insomma, per il 2025. Insomma, fa pensare sta robetta. Ecco, ci chiedevamo la scorsa settimana che abbiamo parlato di ludopatia, di gioco d'azzardo, se l'intelligenza artificiale riesca a giocare all'Enalotto, al Tip, no, il Tip non esiste più, sono ancora rimasti indietro, al Super Enalotto, insomma, per vedere di vincere con l'intelligenza artificiale. Beh, guarda, io credo che sia solamente questione di tempo, anche perché poi, come si chiamano, la SISA, quella che fa appunto gestione del gioco, sicuramente utilizzerà l'intelligenza artificiale per combattere l'intelligenza artificiale, insomma, come dicevi prima, Amazon non mette in vendita libri che sono creati con l'intelligenza artificiale, quindi insomma dai, ci sarà sempre qualcosa. Diciamo che poi sono andato a leggermi qualcosina, per esempio Stephen Hawking, un astrofisico mondiale, diciamo, già nel giugno del 2016 avvertiva, se non altro, le intelligenze artificiali sono pericolose, potrebbero essere dannose per l'umanità, addirittura lui esagera un po', ma 2016 era un bel po' di tempo fa, potrebbero portare all'estinzione dell'umanità. Adesso potremmo essere troppo esagerati, però insomma già a suo tempo diceva sì, ok, potrebbe essere una cosa bellissima, per esempio robot domestici dotati di intelligenza artificiale per aiutare persone, per esempio nel suo caso, insomma, che, anche lì ha qualcosa, insomma, in qualche modo per chiedere anche lui l'intelligenza artificiale, so che appunto diceva la paura sua era, come poi si è rivelata, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale su tecnologie militari, e là addirittura l'ex fondatore di Google
aveva pensato di creare una società per sviluppare droni che andranno a colpire con intelligenza artificiale, ed è l'unica, il campo militare, come potete ben immaginare, è l'unico campo in cui da 2 anni a sta parte sono solamente utili negli Stati Uniti d'America, insomma. Tornando al discorso prima dei libri scritti con intelligenza artificiale, è del fine dello scorso anno, se non ricordo malissimo, che il New York Times ha portato in giudizio, perlomeno ha chiesto alla Corte distrettuale di New York che OpenAI e Microsoft, essendo un partner di AI, di aver accusato appunto queste 2 grandi società di aver addestrato i sistemi di intelligenza artificiale come base, utilizzando come base milioni di articoli del New York Times e naturalmente attingendo al materiale del giornale per fornire risposte agli utenti. Adesso mi sembra che a febbraio di quest'anno dovrebbe esserci una pronuncia, diciamo, del Tribunale di New York, e vedremo come va a finire. Parlavo di una cifra di 5 milioni di euro, di dollari, chiedo scusa, di rimborso danni per ogni persona che era stata avvolta, o perlomeno come si può dire, sì, che era appunto stata messa in causa da questo utilizzo, a sentire loro, non corretto, insomma, dei dati del New York Times, ecco, quant'altro. Diciamo che sai, nella misura in cui può fare dei lavori esecutivi, prima parlavate di Amazon, no, questi omini che corrono in questi magazzini giganteschi per prendere i prodotti, eccetera, se quello lo fa un robot siamo tutti più contenti, perché è un tipo di lavoro veramente, sì, credo molto ripetitivo, molto noioso, molto... Certo, in più hanno dei tempi, no? Per cui devono correre così. A voglia. Ecco, infatti c'è un film bellissimo in cui si vede questo magazzino, è veramente terribile. Però invece se entra in tutto il discorso militare o nel discorso delle attività creative, come scrivere o comporre musica, allora lì diventa molto delicato. Devo dire che le guerre che stiamo vedendo in questi mesi non sembrano molto moderne, no? Intelligenti. È vero. Cioè, per stanare, non so, 20.000 persone ne hanno bombardato 2 milioni e ancora non hanno trovato nessuno di quelli interessanti, per cui, boh. Diceva a te, Rossella, che poi ti vengono a prendere i nostri amici. No, perché no, puoi parlare male di tutti, ma non puoi parlare male di loro, dai, loro sono i salvatori del mondo, stiamo scherzando, non andiamo in certi discorsi, dai, che mi trovi d'accordo con te. Mi pareva di aver intuito. No, ma era proprio una 20.000 riflessione persone, la metà bambini e donne, quello non è genocidio. Era una riflessione proprio sulla guerra, no? Dice, avranno degli strumenti oggi, no? Hanno degli strumenti, un esercito così anche molto avanzato, uno dei migliori del mondo, e poi insomma... Sì. Lì c'è un'altra cosa, devono fare tabula rasa. Mentre però posso dirti, caspita, che vedendo anche certi filmati che vengono dall'Ucraina, vedi proprio i droni che vanno a colpire proprio... entrano dalla finestra, caspita, per proprio più intelligente di quelli, insomma. Certo. Ok, sono guidati dall'uomo, comunque lasciamo perdere questi discorsi qua. Ma secondo me, penso poi, scusami, per quanto riguarda dopo la creazione artistica, sì, potranno fare, ma rimarrà sempre poi la creazione artistica da parte degli umani, diciamo, a creare sempre qualcosa di bello anche senza intelligenza artificiale. Sì, credo e spero, caspita, che la mano dell'uomo sia, o perlomeno il lavoro dell'uomo sia sempre più
più meglio, come si suol dire, no, scherzi a parte, piuttosto che un lavoro fatto da, non sai neanche da chi, perché non puoi dire che è una copia è fatta dall'intelligenza artificiale, vuol dire tutto e niente, insomma. Bello, potevi dire sì, ok, bello, fatto bene, però caspita, come mi è capitato di vedere le mostre di quadri, vedere la pennellata del quadro piana oppure rabbiosa, forte, riconosci, insomma. Ultima cosa. Sì, perché Per poi esempio, abbiamo il prossimo sì, chiaro ospite. che- no, vi lascio subito. All'ultimo forum di Davos, il presidente, il padrone, che è Sam Altman di OpenAI, ha detto che l'intelligenza artificiale è mostruosamente energivora. La leggo testualmente: ha bisogno di tale quantità di elettricità per far funzionare le sue batterie di centinaia di supercomputer che rischia di non aver futuro se non si adotta energia nucleare, più precisamente fusione atomica, una tecnologia che non ha dato dietro l'angolo. Ecco, preferiscono pagare bollette, ecco, diciamo così, e qui mi taccio, dai. No, quindi al di là, diciamo, delle belle novità, ecco, cerchiamo di essere un po' più consapevoli che non sarà tutto quanto bello, ma ci saranno dei costi che purtroppo, a mio modesto parere, andranno a cadere sulle persone. Ecco, insomma. E quindi insomma cerchiamo di essere vigili, ecco, di cercare di capire cosa ecco, ci succede intorno. Per fare qualcosa noi, migliorare, formarci, interessarsi, appunto, fare formazione e crescere noi come persone e come lavoratori, ecco, diciamo così, insomma, che probabilmente un lavoratore preparato e formato magari potrà avere vita Certo. meno difficile. Accogliamo questa esortazione e ti ringraziamo, Luciano, per questo. No, grazie a voi per l'occasione. Spero di essere stato. Sì, abbiamo fatto una chiacchierata intelligente, senza artifizi. Mi fa piacere, giusto, quello soprattutto. Dai. Va bene. A voi. Ciao. Alla prossima, buona serata. Ciao, buon viaggio. O sole mio. Posso parlare? Adesso.
O Sole Mio da Napolitanata a Radio Nostra, e quindi abbiamo il nostro ospite Mimmo Matania. Ciao Mimmo. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Benvenuto a bordo. Allora Grazie. Mimmo, spiegaci che cos'è questa Napolitanata. Allora, innanzitutto il nome, ecco, non lo inventiamo noi, ma niente poco di meno che Salvatore Di Giacomo, no? Uno dei nostri più grandi poeti. E il nome di una canzone del 1884, una canzone napoletana del repertorio classico, che noi abbiamo preso in prestito. Noi siamo innanzitutto un ente del terzo settore, un'associazione che ha sede a Napoli, e a Napoli ha messo su una sala da concerto interamente dedicata alla canzone napoletana nel cuore di Napoli. Quindi grazie a Napolitanata dal 2017 finalmente possibile venire a Napoli ed ascoltare le nostre canzoni, quelle più famose, quelle classiche di fine 800, inizio 900 fino alla metà del secolo. Ecco, perché sembrava strano, ma non c'era niente fino a che voi non avete avuto questa brillante idea di trovare un locale appunto dove esibire e far sentire la canzone tipica napoletana. Sì, non c'era niente nella misura in cui sicuramente ci sono dei teatri cittadini che nella loro programmazione danno spazio anche alla nostra canzone, alla nostra tradizione musicale, ma non un luogo che con stabilità, con una cadenza quasi quotidiana come facciamo noi, offre concerti di canzoni napoletane. E poi un luogo piccolo, appunto, che non è un teatro, e quello noi fin dall'inizio lo diciamo sempre, per noi è stata l'arma vincente, perché abbiamo studiato dei modelli di turismo musicale internazionali, pensiamo soprattutto ai tablao spagnoli, alle case de fados portoghesi, quindi luoghi piccoli in cui l'esperienza della musica diventa l'esperienza per il visitatore. Siamo andati a vedere proprio quei posti per prendere spunto, per trarre ispirazione, poi il repertorio ci ha messo il suo, perché lì poi noi non scopriamo niente, il repertorio è immenso. E quindi voi io ho visto adesso avete 3 serate alla settimana che fate Esattamente, musica, sì. poi suppongo che d'estate forse ci siete tutti i giorni. Esatto, questo periodo è bassa stagione Sì. turistica, ecco, per gli addetti ai lavori, ecco, gennaio, febbraio sono mesi abbastanza fermi turisticamente, eppure riusciamo comunque a mettere su 3 serate a settimana. Poi la stagione turistica, quella delle città d'arte, comincia a partire da marzo-aprile, e lì siamo veramente quasi tutti i giorni ad accontentare le palati e orecchie, ecco, dal punto di vista musicale. Ecco, un ex garage trasformato per ascoltare la classica musica. Sì, e c'è anche un'operazione di rigenerazione urbana, un'operazione sociale. Lì, per raccontarvi un po' la nostra storia, noi abbiamo partecipato a un bando di concorso del comune che nel 2015 metteva appunto a bando dei locali nella zona della Galleria Principe di Napoli. Siamo proprio nel centro, di fronte al Museo Archeologico Nazionale. E questa galleria è una galleria con enormi potenzialità che il comune, appunto, a partire dal 2015 sta provando a valorizzare. Noi Sì, perché è un po' bando. dismessa, mi pare, no? Visto c'era il banco, varie banche chiuse, quindi Esatto. Partecipiamo a questo bando proponendo appunto quello che poi è diventata Napolitanata, uno spazio da concerto dedicato alla nostra musica, e trasformiamo, come dicevi tu, un vecchio deposito di tassametri, rottami di automobili in una sala da concerto. E anche questo, no, fa parte poi, anche il racconto ci ha messo del suo, no, nella narrazione e nel successo che poi abbiamo avuto, a parte poi gli spettacoli, a parte la musica, anche il racconto ha fatto la sua parte. E devo dire, appunto, vi ho conosciuti perché appunto sono venuto e vi ho visitato, e devo dire che è una bella esperienza, perché si vive questo ritorno, oltre al fatto a sentire la musica napoletana, che diciamo che la musica anche italiana, la musica napoletana, no, dell'Ottocento.
c'era un ritorno, ecco qua. E dicevo appunto, oltre è la musica italiana per i turisti, Napoli, la canzone napoletana è la canzone italiana. Ce lo dicevamo poc'anzi, no? Che Sì. O Sole Mio è italiana, no? Per chi viene soprattutto dall'estero, quindi c'è poca differenza tra la canzone napoletana e la canzone italiana per un giapponese, come ci dicevamo appunto oggi. E ecco, mi fa piacere che tu abbia potuto apprezzare da vicino quello che facciamo, perché è un'esperienza a tutto tondo, a partire, ecco, dall'accoglienza nel momento in cui noi accogliamo i nostri ospiti, e l'inizio del concerto e tutta l'ora di spettacolo, la durata è circa un'ora. Cerchiamo di offrire appunto un'esperienza completa attraverso la musica, attraverso i nostri racconti, attraverso dei programmi di sala, quindi ci poniamo, se da un lato, ecco, chiaramente è uno show, cioè l'intento chiaramente di mettere su uno spettacolo piacevole, ma anche un minimo di intento divulgativo, quindi dal giapponese all'australiano all'italiano, come nel tuo caso, viene da noi e ecco, apprende comunque delle nozioni, un minimo di storia legata alla nostra musica, alle nostre canzoni. Certo, e fate coinvolgere anche il pubblico, come ho messo prima, la varie registrazioni che ho fatto, anche il pubblico insomma è contento, quando vai via sei contento, vai via con il sorriso. Questa è la cosa più bella che i nostri visitatori ci dicono. Li vediamo, noi poi siamo lì. Hai potuto vedere, noi, non essendo un teatro, è una piccola sala, no? Insomma, è un ambiente condiviso, non è che c'è il palcoscenico, è come un salotto di casa, quindi così come noi accogliamo gli ospiti quando arrivano, così li salutiamo quando vanno via, quindi i sorrisi sono poi il premio più bello che riceviamo a fine spettacolo. Ascolta, dicevo, cioè voi ci sono venuto, eravate in 5 credo, no? Artisti, musicisti, ottimi musicisti, poi cantanti, però suppongo che siate un po' di più, ci sarà forse un giro, cioè un cambio durante... Certo, sì. Allora, noi siamo in questo momento siamo in 14 ad alimentare le diverse serate. Tu hai potuto apprezzare, sicuramente c'ero io, poi c'era il pianista. Sì. Insomma, noi siamo i soci fondatori della realtà, quindi io e lui generalmente ci siamo sempre tutti gli spettacoli. Poi c'è anche, dal punto di vista ritmico, c'è un contrabbasso che non manca quasi mai, e delle voci che si alternano durante le serate. Poi non mancano gli strumenti solisti, il mandolino chiaramente sempre più richiesto, ci sono i fiati che soprattutto nel repertorio di Renato Carosone poi danno quella marcia in più, no? Se immagina un saxo, un flicorno, una tromba, soprattutto sul repertorio quello del Novecento inoltrato, certo. ci mettono del loro. Mi veniva in mente oggi pomeriggio, pensando appunto a voi, voi arrivate fino a, diciamo, a Carosone anni 60 o fate anche musica, che ne so, Pino Daniele, cantautori più... Fino a Carosone, quindi siamo intorno agli anni 50, anni 60 del Novecento. Chiaramente Sergio Bruni, ecco, per dirti, ecco, dei limiti temporali che ci poniamo sia come interpreti ma anche come autori. Come ben saprai, Sergio Bruni è stato anche autore, no? Con Carmela, che forse è una delle più recenti eppure una delle più antiche, no? Per come è stata composta, quindi fin lì ci spingiamo. Certo. Cosa volevo dire infine? No, volevo darvi il vostro sito, che è napolitanata.com, la trovate, perché bisogna registrarsi, cioè bisogna prenotare il concerto. Prenotare. No? Esatto. Sì. La sala, insomma, accoglie fino a un massimo di 50 partecipanti. C'è un sito internet con un form di prenotazione e siamo fortunatamente, ecco, sempre belli richiesti. Siamo una delle attività più richieste a Napoli. Questo insomma, ci riempie di gioia. E vedevo, mi sono informato che farete dei gemellaggi o li avete già fatti con la musica fado portoghese, col flamenco, spagnolo? Grazie di questa domanda. Sì, mi fa piacere, perché mi dà la possibilità di raccontarvi una progettazione a cui abbiamo preso parte, iniziata lo scorso anno e che si concluderà ad aprile di quest'anno. Noi abbiamo partecipato ad un bando europeo
con una fondazione di Granada e un'altra associazione di Porto. Quindi, come vi dicevo all'inizio, tutto torna poi. Il flamenco e il fado è qualcosa a cui ci siamo ispirati, soprattutto nella forma, nella struttura, no, della nostra sala. E abbiamo presentato un progetto alla Commissione europea in cui parlavamo appunto di questa commistione di questi 3 generi musicali con 3 date di un festival internazionale. E abbiamo ricevuto insomma il finanziamento. Questo, come potete immaginare, è qualcosa che ci ha consentito comunque di crescere enormemente dal punto di vista strutturale, dal punto di vista anche dell'istituzionalità, no? Degli interlocutori con cui cominci poi a parlare, anche dal punto di vista locale. Come potete immaginare, comunque poi la realtà locale non è mai semplice, per quanto riesci a raggiungere un successo di pubblico, non è mai semplice avere poi degli interlocutori istituzionali e politici. Questa progettazione invece, ecco, ci sta dando questa possibilità. La prima data del festival c'è stata a novembre, siamo stati a Granada e abbiamo portato appunto la canzone napoletana a Granada, abbiamo suonato lì con degli artisti locali di flamenco e un gruppo di fado proveniente da Porto. Il prossimo 17 febbraio saremo a Porto con lo stesso terzetto di repertori, e poi il 26 aprile accoglieremo noi qui a Napoli portoghesi e spagnoli per la tappa conclusiva. Il 26 aprile. Sì. Bello. Segnatela. Esatto, stavo pensando dove... Probabilmente sono anche in ferie il 26 aprile, quasi. Ecco, sì, perché poi c'è il ponte, no? Ecco, sì. Bene, bello, complimenti, perché è una bella cosa. Come ci siamo sentiti prima, la canzone napoletana anche qui a Venezia viene cantata in gondola, quindi per noi è motivo d'orgoglio, dai. Io lo dico sempre durante gli spettacoli, soprattutto sulle mie poi emblematica, ci unisce dalla Val d'Aosta alla Sicilia, quindi... Ma cantano anche funicolai in gondola, per dirti. Immagino. Va bene, comunque grazie mille, in bocca al lupo e buoni concerti, perché è anche bello, no? Ogni sera suonare e cantare. È un'emozione. Immaginate il periodo del Covid, quando era venuta meno questa quotidianità. Quanto per noi era diventato complicato proprio vivere, perché ci mancava un pezzo veramente. Quindi... La sofferenza. Bello, complimenti comunque, complimenti per l'iniziativa, perché poi mescolare, incontrarsi così è sempre bello, no? Quindi... Grazie, vi aspettiamo, dai. Insomma, il 26 aprile potrebbe essere l'occasione, ma in generale poi la sala è sempre lì, quindi se siete a Napoli ci trovate. Va bene, grazie Mimmo e un saluto a tutto il vostro gruppo. Grazie mille. Qua il microfono acceso, e questo backstage del disco della napolitanata
che potete ordinarlo anche online, oppure se andate a Napoli andate a fare un salto, che merita questo incontro con la musica napoletana, e potete acquistarlo direttamente da loro nella loro sede. E Rossella, con questo abbiamo finito anche Con questo questa. atterriamo. Guardati intorno bene che non ci siano mosche vellutine Le in agguato. vespe vellutine. Sì, vespe vellutine, intelligenza artificiale qua non c'è. Qua non c'è, dove sono io, intelligenza non c'è, esatto, non c'è proprio intelligenza, quindi sono a posto, e mi sollazzo con la musica napoletana, dai, che E quella è sempre una consolazione. esatto. Allora, grazie a tutti per l'ascolto e andiamo a vedere la petizione lanciata da Andrea Zanoni e andiamo a vedere il sito per imparare a riconoscere la vespa vellutina e segnalarla. E basta, abbiamo fatto i compiti. Esatto. Bene, ci sentiamo martedì prossimo. Siamo già a febbraio, martedì prossimo, Il tempo vola. Fra poco è quasi Natale, diciamo. Via. Via un attimo. Va bene, andiamo con la sigla finale. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra. In studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Ecco, no, ho fatto sentire la sigla che dice chi siamo. Manca Remo Omar Remo, che probabilmente ci sarà la prossima settimana, e basta. A martedì prossimo. Iscrivetevi sul canale YouTube, che dobbiamo salire un po' di più per avere un po' di iscritti, perché in base agli iscritti dopo possiamo fare anche altre 1000 cose. Delle cose meravigliose, senza intelligenza artificiale, ma con la nostra. Va bene, ciao a tutti, ciao Rossella. Ciao Gianluigi, alla prossima.